Tra poco in questo studio, dopo 33 anni dall'esecuzione a Sanremo di Spunta la luna dal monte, in cui Pierangelo Bertoli e Itazenda portarono al successo questo bellissimo brano, oggi questo brano sarà eseguito in studio da suo figlio Alberto e da Itazenda. Per me è la puntata più importante di questa trasmissione, non me ne vorranno gli altri ospiti, ma Itazenda e Pierangelo Bertoli e suo figlio Alberto rappresentano la scala valoriale a cui io tengo di più, dove dentro c'è cuore, competenza, capacità di avere uno sguardo disincantato sul mondo. Tra pochissimo saranno in studio, intanto ve li racconta la copertina di Filippo Mauceri. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Sanremo 1991. Pierangelo Bertoli e Itazenda cantano Spunta la luna dal monte. Il pubblico entusiasta dimostra il suo apprezzamento con un applauso tra i più lunghi della storia del festival. Questa canzone ha segnato uno dei primi incontri tra il cantautore di Sassuolo e la musica etnica, mescolando la tradizione folk della Sardegna con la poetica di Bertoli, raggiungendo un pubblico vasto e trasversale. La collaborazione con Itazenda rappresenta anche un importante contributo alla diffusione della cultura e della lingua sarda attraverso la musica. Pierangelo Bertoli e Andrea Parodi, due giganti della nostra musica, scomparsi troppo presto. Dimmi, dimmi, mio signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Poco pesce nella rete, lunghi giorni in mezzo al mare. Pierangelo, Angelo per gli amici più intimi, con uno stile inconfondibile caratterizzato da testi diretti, spesso di denuncia sociale, dimostra una grande empatia verso i più deboli e una profonda sensibilità verso i temi della solidarietà e dell'uguaglianza. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Brani come A muso duro sono diventati veri e propri inni di coraggio e di protesta contro le ingiustizie del mondo, esprimendo un dissenso netto verso ogni forma di oppressione e compromesso. T'assicuro che a te sono bravo. Andrea si avvicina alla musica giovanissimo, spinto da un forte legame con la sua terra e la sua cultura. La sua voce carismatica, profonda e appassionata, capace di trasmettere emozioni intense, è diventata l'emblema dei Itazenda, per poi continuare a distinguersi anche da solista. Il suo lascito artistico continua a essere un simbolo di orgoglio e identità per la Sardegna e una fonte di ispirazione per la musica italiana e per gli stessi Itazenda, Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite, che ancora oggi continuano a rappresentare quella terra e la sua cultura, pur rinnovandosi nel tempo. Così come l'eredità di Bertoli continua a vivere e ad essere trasmessa alle nuove generazioni dal figlio Alberto, mantenendo intatti il senso di giustizia e l'empatia che erano alla base della sua arte. Chiama tu, chiama piano. Oggi qui a Bellamà, per la prima volta, Itazenda e Alberto Bertoli suoneranno insieme, facendoci rivivere straordinarie emozioni. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Sono 30 anni che faccio radio e televisione, ma mai un'emozione così prepotente mi ha attraversato per ospitare questo pomeriggio a Bellamà dei musicisti veri, delle persone che attraverso la musica e attraverso il loro cuore hanno regalato tantissime emozioni a entrambe le generazioni, alla generazione boomer e alla generazione Z. Con grandissimo onore a Bellamà, Alberto Bertoli e Itazenda. Eccoli qua, ciao Alberto. Ciao ragazzi, che emozione. Fatevi baciare. Mamma mia, ciao. È un'emozione incredibile. Mamma mia.
Ve li voglio presentare così: Gigi Camedda, tastiera e voce secondaria; Nicola Nite, voce, chitarra ritmica, chitarra acustica; Gino Marielli, chitarra solista e cori; la band di Alberto Bertoli, Ferdinando Bruno alla chitarra elettrica, Moreno Bartolacelli alle tastiere, Alessandro Maria Ferrari al basso, Marco Bolgiani alla batteria, Marco Mazzaccuolo alla chitarra elettrica. Veramente, Nicola, ma Alberto, è bellissimo pensare che dopo tantissimi anni è la prima volta che voi suonate insieme in uno studio televisivo. Non era mai accaduto, Alberto? Non era mai accaduto ed è una cosa che mi rende veramente orgoglioso poi farlo da una persona che capisce queste cose e le sente. Noi la musica la facciamo per le persone che sono emozionate da noi e che noi riusciamo a fare emozionare, quindi è la cosa migliore venire da te, veramente sono onoratissimo. Mi sono lasciato andare, Nicola, ad un abbraccio sentito per Gigi, perché agli inizi della mia carriera a Rai Radio 2 ho avuto il privilegio di conoscerli e di conoscere Andrea e quando vedo gli occhi di Gigi mi ricordo una delle pagine più belle della musica leggera italiana. Guardate, cari telespettatori e telespettatrici, non esistono solamente gli artisti che vanno a Sanremo, che vanno nei talent show, gli artisti che fanno la televisione. Il teatro italiano, la musica italiana si regge grazie a questi straordinari musicisti che girano l'Italia, che fanno i concerti e che si rivolgono, guardandoli negli occhi, agli italiani che amano la musica. Quindi dobbiamo tantissimo a Eta Zenda e ad Alberto Bertoli. Andateli a vedere dal vivo nei loro concerti in giro per l'Italia. Vi dicevo, 33 anni fa, 1991, suo papà e Eta Zenda, capitanati da Andrea Parodi, portavano al successo questo capolavoro. Lo cantiamo tutti insieme. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Tra boschi di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, di ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. Dovunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene vi andremo insieme. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte.
danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto, un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato. E la nuova formazione di Tazzenda del 2013 la eseguono dal vivo a Bellama. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Spunta la luna dal monte, spunta la luna dal monte. Tra volti di pietra, tra strade di fango, cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. Ich sos montonato, sos desamparados, quilquende, ricattu, quilquende. In mezzo a state in mezzo a si strada di mandende, sarà vida si schida pranghete. Poi fizo se ni uno, in soja nos dimenticados, cuenta solo chi bantuno, ma pare che il danno. Cuore mio, Fuente y agradecida, fonte chiara e pulita, Cai purudeo, dove anch'io moto piena sa bere alla vita. Dovunque cada l'alba sulla mia strada, senza catene, vi andremo insieme. Spunta la cercando la luna, cercando, danzandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sedendoti accanto, un canto di sponde sicure, di bimbi festanti in un prato, voce che sale più in alto di un sogno mancato. Parados, quilquende, ricattu, quilquende. La luna dal monte, in mezzo a state in mezzo a si strada di mandende, la luna dal monte.
sei di Sanremo in cui Pierangelo Bertoli e Itazenda portarono al successo questo brano. Un'emozione incredibile. È incredibile l'emozione che attraversa lo studio questo pomeriggio. Tra l'altro Alberto, ragazzi, Gigi, Nicola, Gino, in quell'anno, nel 1991, accadde un record storico dopo questa esecuzione. Domenico Restuccia. Sì, e voglio proprio farvelo vedere perché quando finì l'esibizione a Sanremo, quella del 91 che abbiamo visto poco fa, iniziò una cosa incredibile, iniziò un applauso sentito, corposo, generoso e possiamo ritenerlo proprio a tutti gli effetti il più lungo nella storia di Sanremo, ma guardate adesso nel filmato una cosa divertente perché i conduttori dell'epoca, Andrea Occhipinti ed Edwige Fenech, non riuscivano a riprendere la conduzione, hanno tentato qualche volta ma l'applauso era talmente forte che niente, non riuscirono a riprendere a parlare, ma guardatelo. Imponente uno spillo, La luna dal monte. imponente un utillo. Si chiude. Ed eccoci arrivati al momento della danza. Sì, è molto imbarazzante parlare sugli applausi. Io mi fermo un attimo. Allora siamo arrivati, come lo dicevo prima, al momento della danza che veramente ha costituito quest'anno uno spettacolo nello spettacolo. E 33 anni dopo l'eredità di Pierangelo Bertoli e di Andrea Parodi vive nei corpi, nei cuori di questi splendidi musicisti. Io mi sono permesso di dedicarvi delle parole. Nella ruota della vita c'è una storia che passa di padre in figlio, di voce in voce. Pierangelo Bertoli, cantore della vita quotidiana, ha scritto in forma di ballata popolare il suo impegno civico e sociale. La sua forza ha sfidato ogni limite e ci ha lasciato un canto perenne, un messaggio che oggi risuona in te, Alberto, erede di parole e di melodie potenti. Nello stesso modo quella luna che spunta con Itazenda ci illumina ancora, anche se la voce di Andrea Parodi si è spenta. La musica sa quali direzioni prendere per trovare nuova linfa e nelle note di Alberto e di Itazenda oggi sentiamo ancora quel battito eterno. Il cerchio della vita si compie e ogni volta che si alza il vostro canto ritroviamo il passato, il presente e anche un po' il senso della nostra vita. Io voglio dire al pubblico che Nicola è entrato come frontman nel 2013, che questi due gentiluomini della musica leggera italiana, Gigi e Gino, fanno parte dal 1988 di questa formazione e che Alberto Bertoli, al netto del suo talento personale, onora il papà da sempre e lo fa attraverso la reinterpretazione delle sue canzoni. C'è un brano che è rimasto nel cuore degli italiani. Poco meno di un anno dopo la prematura morte di Andrea Parodi, Itazenda realizzano uno dei loro brani più emozionanti, in collaborazione con Eros Ramazzotti. La canzone ha un testo bilingue, con parti in sardo e parti in italiano, e ci racconta un legame spirituale che va oltre la distanza, dove gesti e melodie diventano domo, diventano casa. Con Domo Mia, Itazenda dal vivo a Bellamà.
Deo, so in Noe, Oe, Eo, so e che ne ribos, antico spirito sombra, pare che benina mia, ti chiedo donare Susanne, la vita mia, ti chiedo lei, e t'amo se sa vita mia. Ogni cosa tu e t'amo, arcanos libros in domo mea, sento le parole tue, ti chiedo donare Susanne, la vita mia, ti chiedo innare, e t'amo se sa vita mea, non da tu, e t'amo, anche se non è più casa mia, sento le tue melodie. Ponemi la un'idea, isa manu in su coro, ti chiedo donare Susan bene, sa vita me, ti chiedo linnare, e t'amo se sa vita me, sa vita me, e t'amo, arcanos libros in domo mea, sento le tue melodie, como Deo, so in noi, oe, eo, vola questo canto per te. Con Domo Mea, i Tazenda dal vivo. C'è un brano dei Tazenda che tanti anni fa parlava dei bambini in guerra. Pensate per un attimo ai 56 conflitti in atto. Non c'è solamente l'Ucraina, non c'è solamente Gaza. Ci sono conflitti in giro per il mondo dove sono i bambini a pagare il prezzo più alto. Con Bambini in guerra, lo dico in italiano, i Tazenda dal vivo a Bella Ma. se te mutri mala, origante in sospensamento.
strade sucre cusala, spinghe de costellamentos, brincasos strabentos e pessi dai sul ludu, urusino asau tener bantos. Pro a dare un azzudu, dois curtesas muidas, las apurusas peadas, sa tristeza como es diluida, es de realidad de ondada. Aranzos y bucas, hospicinos, a samuda y sarre, sezido, fusilettos in sapala, pedras in apertura. Isoso quieren una terra, pizzinos in sa guerra, su destino in sosistetto, vale supra sospige, strumente aperto e a che tu e brincaso strabento e pessi dai sul ludu, urusino a sottener bantos, pro a saltare un azzudu. Finzas accantosa pena, su mondo esas mano a satare, ischidati che in buona allena, forse già che su chi chiede. Aranzos in buca, sospicinos a samuda in sarrena, sezzino, fusiletto in sappala, pedras in apertura. Isoso quieren una terra, mitragliatrice canta tenore, tutti seduti giù per terra. 40, 50, 51 ferite di coltello nel cuore, pizzino, pizzino. Vicinos in sa guerra. I Tazenda dal vivo a Velama, Gigi, Nicola, Gino e Andrea Parodi, che vive nel cuore di tutti noi. Questo brano è stato scritto in collaborazione con Fabrizio De André.